Allora, con Michele Villani, presidente della Roma Calcio 8, direi che puoi tenerti soddisfatto della prova messa in campo oggi dai tuoi, soprattutto oltre per la qualità tecnica vista, quello da entrambe le squadre, della testa che avete avuto nel recuperare più volte il risultato. Assolutamente sì, una grandissima partita secondo me. Credo risultato giusto. Noi abbiamo regalato un tempo dove siamo andati sotto di 2 gol. Poi dopo abbiamo messo cuore e anima a tutto ciò che il mister chiede ai ragazzi e devo dire alla fine credo risultato giusto e sono felicissimo perché come hai detto giustamente tu hanno veramente i miei ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione così come del resto i ragazzi di Checco dello Scavicollo bravi a tutte e due le squadre. Senti, io parlavo settimana scorsa con Camberi e diceva questa è una squadra che comunque deve migliorare in evoluzione e questo è sicuramente vero perché ci sono un sacco di interpreti nuovi, ma si può sognare perché avete giocato anche con squadre molto forti storicamente nella Lega e il livello è sembrato quello. Certo, secondo me c'è se è quello che vuoi arrivare ti dico c'è una rosa di squadre che puntano insomma in alto. Il livello quest'anno è altissimo e più andiamo avanti fortunatamente e più il livello aumenta. Devo dire che quest'anno, come mi ha detto il mister a fine partita, abbiamo messo su una bella corazzata quest'anno. Abbiamo recuperato oggi dei ragazzi, alcuni non c'erano per infortuni, eh, però insomma adesso sono sincero, adesso abbiamo questo doppio turno di partite, oggi contro Checco, la prossima settimana contro Cotton, che dirà tanto della Roma Calciotto. Però io, come ho detto anche nell'intervista, ho degli ottimi presentimenti. Grazie Presidente. Grazie.